Allora, rieccoci qua insieme. Voglio dare la parola alla signora, dica il suo nome. Anna Tempurin. Eccola qua, avevo confusa una con l'altra. Signora Anna, dica, racconti. Niente, io vengo da una famiglia di agricoltori, una famiglia numerosissima. Numerosissima, quanti eravate? 9 fratelli, io ero la più piccola. E c'erano anche dei zii assieme, lavoravano in campagna tutti allegri, cantavano, c'era una felicità enorme, lavoravano tanto però, ma avevano una soddisfazione perché andavano d'accordo. Eravamo in 20 in famiglia. E avevate una... Com'è? Famiglia patriarcale. Famiglia patriarcale. Sì. Patriarcale o matriarcale? Com'era? Beh, patriarcale diciamo. Il papà contava... Il papà contava, erano 2 fratelli, avevano sposato 2 sorelle. Ah, proprio una famiglia. Si andavano d'accordissimo. Ecco, dopo passato il tempo, io mi sono sposata sempre con un agricoltore. In che settore? Uva, viti. Ah, viti. C'era la frutta prima, poi dopo mio marito è mancato e è proseguito mio figlio. Io ho 2 figli e il ragazzo ha preso il lavoro del papà e tuttora lo fa, è contento, gli dà soddisfazione perché produce e trasforma, solo che è un po' arrabbiato con questa burocrazia. Lo mette male in tutte le cose perché dappertutto ci deve scrivere, deve essere controllato, ci sono tante cose che un po' lo rattrista, ma comunque lo fa con soddisfazione. Lei, guardando la sua esperienza poi di una famiglia numerosissima, i suoi figli eccetera, invidia i tempi passati e anche la situazione di sua mamma, lei con le altre componenti, o quella che vivono adesso magari sua nuora o altre donne in agricoltura? Come vede la differenza? Niente, io ero piccola e da casa mia ricordo pochino perché dopo si sono un po' andati uno di qua uno di là, ma godo la famiglia adesso, la godo, sono felice nella mia famiglia, vado d'accordissimo, da fare c'è sempre tanto perché devo aiutare il figlio. Quindi lei lavora ancora in agricoltura? Aiuto il figlio, certamente, perché il figlio non è sposato. Ah, ecco, quindi non mi era sfuggito il particolare, quindi è ancora giovane, dai. Allora, io qua voglio allacciare a questo discorso, quindi parlare un po' con voi, perché se ne è già accennato anche la signora. La pensione in agricoltura non è che siano tra le pensioni più alte, no? No, in agricoltura le pensioni, direi che la maggior parte delle pensionate, la maggior parte dei pensionati hanno una pensione che è di 500 euro. Parliamo anche di agricoltori perché... sì, so che però le donne comunque le donne sono quelle che hanno in particolare hanno lavorato, iscritte ai coltivatori diretti, hanno lavorato meno anche altre, perché non è detto che solo le agricoltrici hanno 500 euro, no, lo sappiamo, ma anche altre donne che hanno lavorato, perché dicevamo prima che la donna oltre al lavoro aveva anche la famiglia, quindi ha rinunciato anche a qualche lavoro per accudire i figli, per accudire gli anziani ammalati, e quindi hanno, pur avendo anche lavorato fuori, hanno anche una pensione bassa. E quindi ecco, queste pensioni noi come Associazione Pensionati Nazionale abbiamo lanciato questa petizione, intanto perché visti anche i dati di 8 milioni di pensionati che vivono con una pensione inferiore a 1.000 euro, ma 2.200, ecco, 2.200.000 hanno anche una pensione di 500, e guardando anche chi noi rappresentiamo, perché rappresentiamo a livello nazionale 350.000 pensionati, oltre 350.000, però ecco, noi associamo anche, come dicevo prima, anche una parte di ex dipendenti, pensionati di lavoro ex dipendente, ma l'87% di quelli che rappresentiamo noi hanno una pensione inferiore a 1.000 euro. E quindi, vedendo anche negli uffici, ma anche confrontandoci con i cittadini, per esempio Dino diceva che sono stati fatti i mercati anche per parlare con la gente, capire come fanno a vivere con 500 euro,
Quindi ci siamo posti questo grande problema, abbiamo detto dobbiamo farci alle istituzioni, dobbiamo anche far capire alle istituzioni, anche se non è che le istituzioni non hanno capito come vivono, che con questi soldi le persone non possono vivere. Quindi abbiamo lanciato questa petizione che è stato un grande risultato, nonostante le preoccupazioni che la gente non ha più tanta fiducia. Quindi dire vi do delle firme, come andranno a finire e quant'altro, però siamo riusciti a raccoglierne. L'avete già terminata questa raccolta? L'abbiamo terminata, l'abbiamo presentata l'abbiamo già presentata al Senato, che è la presenza di Marina Sereni, la vicepresidente del Senato, cioè anzi Marina Sereni della Camera, la vicepresidente della Camera, e alla Fedeli, la vicepresidente del Senato. E abbiamo anche nel programma di incontrare anche molti altri parlamentari che si occupano di questo, che hanno ruoli importanti nel governo. Abbiamo incontrato anche Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro, e abbiamo abbastanza fiducia che questa nostra richiesta venga anche accolta. Si parla la richiesta quindi è quale? Dell'aumento di queste pensioni basse, diciamo basse perché anche minime, ma anche le basse, perché una volta con 1.000 euro si poteva vivere, oggi non sono così tanti. Anche perché quando ci siamo posti questo problema abbiamo capito che le persone non sono più serene, non sono più tranquille, quelli che vivono con queste pensioni basse. E anche la cosa più importante che ci teniamo molto è che qualcuno non si cura più, perché curarsi è un problema della salute. Purtroppo se una visita con queste lunghe liste d'attesa per le visite o esami specialistici sono lunghe, chi ha soldi va al privato, noi siamo contro questa cura, che la sanità deve non costare, tutti devono accedere, quando uno ha un problema lo deve subito risolvere. E quindi abbiamo anche persone che hanno detto che anche riscaldarsi, perché riscaldare costa, quindi non possiamo dopo una vita di lavoro a queste persone non dare un po' una vita serena, perché poi sperando che non si ammalino, perché poi se hanno anche bisogno di avere un'assistenza di altre persone, quindi ecco, questa è stata un'esperienza bellissima, perché tutta Italia ha lavorato, in particolare il Veneto, ma anche Padova, e ne hanno raccolte moltissime, ma quella cosa che ci preme anche dire, che abbiamo avuto la possibilità di parlare se abbiamo raccolto 100.000 firme, abbiamo parlato con 200.000 persone, perché non tutti magari hanno dato, però è stata una cosa molto positiva e noi su questo non vogliamo fermarci. Adesso tutto il territorio incontrerà i parlamentari, i prefetti, perché dopo Dino magari dirà anche qualcosa nel merito di questo programma che hanno in mente, perché vogliamo far capire alle istituzioni, ma anche a tutti i cittadini che magari spesso dicono che i pensionati sono gli ultimi, ecco, a chiedere che bisogna lavorare per dare serenità a queste persone, che non possono vivere con questa. Presidente Dino Milanello, che a questo proposito aggiunga pure quanto c'è da dire questo progetto, che è importante, bisogna vedere se poi viene ascoltato come sempre, no? E questo è il problema. Se viene poi ascoltato, quello è il problema. E sono siamo molto fiduciosi comunque. Ma la speranza, per carità. Perché questa proposta della petizione sulle pensioni e l'abolimento dei vitalizi e diminuzione delle pensioni d'oro è stata una proposta fatta da Padova, che poi in nazionale l'ha fatta sua, quindi ci sentiamo una grande responsabilità noi, contenti di questo. Però io sono convinto che se noi andiamo avanti per quella strada che diceva il vicepresidente,
che martelliamo ogni settimana, sì, ogni giorno, le forze politiche, il governo, la Camera, il Senato, le forze politiche locali, eccetera. Adesso pensiamo anche ai comuni con un ordine del giorno, pensiamo alla fine di ottenere qualcosa, perché sennò sarebbe veramente triste, perché ci abbiamo messo la faccia con tutte queste persone che hanno firmato, che abbiamo parlato, si attendono ora un risultato. Speriamo, noi abbiamo adesso anche in programma una grande manifestazione che faremo a Padova, non so, penso alla fine di maggio, questo grosso modo è la data. E inoltre incontreremo, come diceva la Giovanna, anche tutti i parlamentari della nostra provincia e vediamo anche di investire anche i consigli comunali su questo. Però vi dovete muovere come sempre. Noi ci muoveremo ogni giorno su questa questione, anche se la ripetiamo, noi su questa questione non molliamo assolutamente, perché un risultato lo dobbiamo ottenere, perché il sacrificio che hanno fatto, soprattutto le donne, come dicevo, che sono andate in tutti i mercati, beh, alla fine qualcosa bisogna ottenere, assolutamente. Poi abbiamo in programma altre grosse iniziative che sono quelle dei comuni, i servizi sociali che i comuni offrono. Noi abbiamo avuto con alcuni incontri e altri invece hanno risposto al nostro questionario di 4 pagine, quali servizi questi comuni offrono. Cosa ne è emerso? E stiamo elaborando i dati adesso. E inoltre avremo anche i dati dei bilanci per quanto riguarda lo stanziamento nel sociale. Quindi saranno dati molto importanti, ma la soddisfazione che altri penso non sono riusciti, almeno non mi risulta, altre associazioni o sindacati, su 104 comuni che c'è nella provincia di Padova, 94 comuni, tra quelli che abbiamo anche incontrato, hanno risposto al nostro questionario. E lei dice già qualcosa di importante. È molto importante. Perché questo lo vogliamo fare? Perché prima di tutto vogliamo conoscere com'è la situazione nei vari comuni, per contrastare laddove si deve intervenire la povertà, il disagio sociale. Ecco, ma voi riscontrate una situazione, perché sentite le storie delle signore, no? Ne emerge in modo particolare famiglie molto estese, poi in agricoltura si sa che c'è sempre stata tradizionalmente, esiste ancora una collaborazione, le persone anziane possono restano in famiglia, un gioco forza, quindi c'è una rete diciamo diversa che non chi vive in appartamenti isolato in città, e lo sappiamo. Ciò non toglie che quando una persona raggiunge una certa età può avere delle esigenze, può avere dei bisogni, può avere delle necessità sanitarie principalmente, ma anche di assistenza sociosanitaria. Certo. Perché se poi i figli vanno da un'altra parte, eccetera, e uno resta con il proprio campo, magari auguro a suo figlio presto di trovare un lavoro, adesso non mi ricordo chi era lei che l'aveva raccontato, trova un lavoro a Milano, se ne va, la signora a un certo punto raggiungerà gli 80-90 anni, non può continuare a vivere del proprio orto perché è un po' stanca. Ci sono servizi sociosanitari che possono assistere chi vive anche in certe condizioni di disagio, chi ha una pensione che magari non è altissima e se poi vanno a toccare la reversibilità, apriti di cielo. Per cui anche questo diventa importante, capire che bisogni ha chi vive in agricoltura o è vissuto di agricoltura. Certo, quello che lei ha detto è giusto, però bisogna conoscere quelle situazioni là. Con questa indagine andiamo anche a conoscere queste situazioni. Perché vi manca proprio una... E vogliamo essere radicati proprio perché vogliamo che in tutto il nostro territorio vi siano i pensionati organizzati, eccetera. Perché solo in questa maniera si riesce a capire quali sono i problemi drammatici di certe persone che sono lasciate sole. Per esempio, tanto sole, perché vivono in campagna, è quello il problema. E i comuni non sono sempre molto attenti su questo. Quando avremo elaborato questi dati, che penso che per fine mese abbiamo questi dati, dopo iniziamo con iniziative pubbliche, con gli amministratori, con i sindaci, con gli assessori e metteremo i dati a confronto tra comuni. Non è che noi andiamo a dare un voto ai comuni più bravi oppure discriminare qualche altro, no, noi vogliamo collaborare, però affrontare i problemi laddove ci sono. Chiaro. E se non vengono risolti siamo pronti anche a organizzarci, perché
abbiamo anche una struttura molto forte, perché 18.000 pensionati rappresentiamo molto, e quindi stanno anche molto attenti i politici, perché sanno che quelli sono 18.000 voti, ma ci sono anche le famiglie. Ecco, poi abbiamo altri problemi nel programma, che è quello della sicurezza, che continuiamo, abbiamo fatto, ho detto ancora l'anno scorso, moltissime di queste iniziative con le amministrazioni e le forze dell'ordine, stiamo continuando anche quest'anno con altre iniziative, sempre a riguardo la prevenzione, l'attenzione alla truffa, al raggiro, compito nostro di informare e prevenire i pensionati. Per quanto riguarda la sanità, siamo messi non bene, perché oramai ci sono milioni di pensionati che non si curano più. Per le spese dei ticket, per le liste di attesa, eccetera, non si curano più. E poi mi preoccupa questo dato dei morti rispetto all'anno precedente, l'11% in più. C'è qualcosa che non quadra, non mi quadra, perché quando le persone non si curano più è un rischio. Assolutamente. Allora, mi scusi, volevo dire io la interrompo questo. un attimo perché dobbiamo andare assolutamente in pubblicità, sì. Così le faccio riprendere anche il discorso della sanità e della prevenzione, che è molto importante. Sì. Un attimo, pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.